Io spesso mi trovo a fare visite guidate al museo e devo lottare prima con i bambini delle scuole elementari che conoscono gli assiri, i babilonesi, gli egiziani e hanno una specie di sudditanza nei confronti di queste grandi civiltà, perché in effetti c'è poco scritto nei libri di testo e soprattutto l'insegnante non ha gli strumenti per integrare le lacune dei libri. E quindi per cercare di risvegliare in loro questo spirito di appartenenza alla civiltà nuragica, che da un punto di vista tecnologico non ha niente da invidiare alle altre, anzi molte volte vi faccio vedere delle cose al museo e metto in sottordine anche da un punto di vista della tecnologia gli stessi egiziani, perché i ragazzini mi rimangono impressionati. Ad esempio? Ad esempio, nell'architettura isodoma, che è quella fatta con blocchi squadrati come quella di Avignon, allora i nuragici preferivano le rocce di origine vulcanica. Qui non ce ne sono, se le trasportavano da lontano. Pensate che i blocchi di Avignon sono prelevati in parte dai filoni di rocce vulcaniche della media valle del Tirso. Però la parte del tamburo di questo tempietto, che era identico a quello di Sottointeso di Volume, a parte diciamo la mancanza della parete appoggiata, perché c'è il tamburo del pozzo, addirittura è un basalto molloso che viene dall'altopiano di Abbasanta. Quindi per andare a collegare questi elementi in aderenza perfetta usavano le impiombature, ma quando non potevano usare il piombo che fonde a bassa temperatura, avevano studiato uno stratagemma straordinario. Facevano le incisioni longitudinali che univano i due blocchi, mettevano delle verghe di legno, facevano le colate di argilla, che quindi il refrattario al calore, quindi poteva resistere anche una fonte di calore altissimo, e quindi avevano capito già da allora come risolvere il problema. Non mi risulta, io ho molti amici egittologi, conosco bene anche la Piacentini che insegna egittologia all'Università di Milano, che gli egiziani avessero mai trovato soluzioni di questo tipo. Stiamo parlando di architetture di 1200 anni prima di Cristo, quindi prima di dire gli egiziani qua, i nuragici là, stiamoci attenti, perché si apprezza solo quello che si conosce. Cioè, purtroppo queste cose sono poco diffuse. Nei libri c'è più archeologia raccontata che archeologia documentata, e quindi naturalmente non si vengono a conoscere tutte queste specificità che non solo non ci mettono in sudditanza con nessuna delle civiltà, anche perché l'isolamento che a noi piace, no, di questa civiltà nuragica non può esistere in nessun modo, per motivi soprattutto di carattere pratico e logistico. Allora, gli stessi bronzetti che hanno prodotto in quantità enorme venivano fatti da rame e stagno, oppure da rame e piombo. Ora, per l'estrazione della galena piombifera non avevano problemi, ce n'erano in quantità enorme, mentre lo stagno era difficile per reperimento, sia che venisse da Oriente sia che venisse da Occidente. Quindi la Sardegna ha sfruttato in questo caso la sua eccezionale posizione geografica al centro del Mediterraneo, che l'ha resa da sempre una testa di ponte inevitabile per tutte le rotte commerciali. Il ripostino di San Francesco di Bologna, esposto al Museo di Bologna, è quasi esclusivamente di materiale di importazione sarda, quindi alla faccia dell'isolamento. No, è quello non è che eravamo così piccoli come ci volevano far dipingere. È la rupa. Non ci amiamo abbastanza. No, non ci conosciamo, che è diverso. Mi dà fastidio quello, non ci conosciamo. Diciamo che intanto abbiamo detto che Amsicora era un oriundo, e questo già è uno sconvolgimento, che non dovremmo parlare così tanto di nuraghi, se abbiamo altro di cui parlare. Sì, esatto. Io le chiedo adesso proprio una cosa settoriale: se lei dovesse parlare a un bar del suo circolo a Buffalo, dove insegna, a dei colleghi che vengono un po' da tutta l'America, dovesse dire perché
vale la pena di studiare il caso Sardegna? Sì. Che cosa le verrebbe in mente come prima cosa? Parliamo adesso per il professionale, no? Sì, non per quelli cittadini di Buffalo che non sono. No. Non so, per adesso anche i cittadini del mio paese, insomma, se parlassimo della cultura di Buffalo, sì, avrebbero difficoltà a trovare dei punti di vista. Sì, ma parliamo adesso con il mondo professionale di archeologia. Sì. Ma alcune di queste stesse cose, perché Sardegna è un laboratorio per archeologia, per questa regione di tutte continuità del mondo perilistico fino alla forse battaglia di Macamer. Professor Roland, io ho finito il nostro libro con la battaglia di Macamer, perché con questa battaglia io penso finisce il mondo autoctono di Sardegna, dove Sardegna è stata sempre di più sotto controllo di spagnoli, piemontesi e adesso lo Stato italiano. Ma anche quello che è importante per Sardegna, per l'archeologia di Sardegna, è un'isola, c'è un'isola grande, non troppo lontana dai costieri, ma c'è un po' isolata. E adesso le isole sono laboratori molto importanti per archeologia, per studiare come si sviluppa in indigene locale, ma anche un gruppo, una cultura locale con tutti quelli che vengono di fuori. Sono stato 5-6 anni fa, sono andato a Nuova Zelanda per una grande conferenza mondiale sulle isole. A New Zealand si parla delle isole di Pacifico, ma sono stato molto interessato dall'archeologia di Sardegna, perché generalmente quelle isole, per esempio, del Pacifico sono isole piccole, non c'è spazio per sviluppare una cultura indigena. Alcune isole sono troppo vicine, per esempio c'è stato un problema di Cipro, un problema di Creta, ci sono troppo vicino a quella potenza grande, è un po' difficile di sviluppare una cultura indigena, una cultura particolare.